Cresce la tensione all'interno del Consorzio Superiore del Prosecco, sotto accusa da parte di oltre 200 produttori tra Conegliano e Valdobbiadene l'operato della dirigenza di Elvira Bortolomiolo. Oggi l'annuncio della nascita di un comitato spontaneo a tutela anche legale della denominazione. Troppe multe e malumori come nell'ormai celeberrima Cadoneghe. A Conscio di Casale sul Sile è rubata la telecamera di un autovelox, il sindaco intollerabile. Migranti e carovita, il Partito Democratico va all'attacco del sindaco Conte, soffre di annunciate, dicono exploit della raccolta firme contro il caro trasporti. Nuovo caso di dengue a Treviso, i casi seguiti dall'ULSS salgono così a 5. Benazzi fa anche il punto sulla crescita del Covid nella Marca, oggi 35 ogni 100.000 abitanti. Un malore in casa è stato fatale a Michele Montagnier, noto militante leghista morto a soli 47 anni, i funerali martedì a Camalò. La presenza di un orso è stata segnalata da un escursionista ai carabinieri forestali della provincia di Belluno, segnalazione giudicata attendibile alla Mon. Il sindaco avverte, serve cautela. Bebe Vio è tornata, la campionessa moglianese ha infatti vinto la tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica in Corea del Sud. Da domani mattina alle 10 e per ogni domenica su Antenna 3 il nuovo appuntamento con la Santa Messa dal Santuario della Basilica della Madonna dei Miracoli, il luogo dello spirito di Motta di Livenza. Ed è l'ora della grande sfida tra i quartieri, tutto è pronto a Montebelluna per la finale del Palio che sta infiammando la città. Dalle 13.30 la lunga diretta su Antenna 3, domani vivremo insieme ogni singola emozione. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Quindi sale la tensione all'interno del consorzio di tutela del Prosecco Superiore della DOCG, sotto accusa da parte di oltre 200 produttori tra Conegliano e Valdobbiadene l'operato della dirigenza rappresentata da Elvira Bortolomiolo. Oggi in una conferenza stampa è stato annunciato un nuovo soggetto, un comitato spontaneo che si occuperà anche della tutela legale della denominazione, ma ci racconta tutto Lucio Zanato. La fiducia nei confronti del Consorzio è minima. È a garanzia di qualsiasi promessa, verbale o scritta o fatta da esso. Abbiamo deciso di costituirci come un comitato. Si alzano i toni all'interno della denominazione superiore del Prosecco, si alzano con la nascita di un comitato spontaneo di vigilanza sull'operato del consorzio. Protagonisti oltre 200 firmatari, oggi rappresentati da questi produttori che hanno deciso di tornare a farsi sentire. Infatti, dopo le polemiche della gestione di Innocente Nardi, ora sotto esame è l'attuale presidente Elvira Bortolomiolo e tutta la dirigenza per non aver adeguatamente difeso la denominazione da quella che è stata definita la volgarizzazione del Prosecco. Per quanto concerne la nostra posizione nei confronti del consorzio a guida Bortolomiolo, esprimiamo la nostra insoddisfazione per il suo operato relativamente alle vicende note. Sul piatto la difesa di un territorio e la distinzione di un prodotto. Il primo sono le colline tra Conegliano e Valdobbiadene con costi di produzione 4 volte superiori alla pianura. E il secondo è il Prosecco Superiore a denominazione di origine controllata e soprattutto garantita, che in un momento di restrizione dei mercati non può lasciare spazi ad altre denominazioni. Riteniamo infatti che questo consorzio non possa e non debba più esimersi dal non contrastare ciò che non è rispettoso della legalità. Il rispetto della legge è un dovere e il nostro consorzio si chiama Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene. Sotto accusa in particolare la comunicazione degli eventi legati al vino e al territorio, come il percorso delle colline del Prosecco o gli autobus Prosecco Hills, che hanno innescato la prima lettera dei 200 firmatari. Questa però era indirizzata all'Associazione Colline UNESCO e alla presidente Marina Montedoro, che ha capito subito la situazione a partire dai cartelli per i turisti. Ho detto che stanno producendo degli adesivi per correggerli e quant'altro, quindi vuol dire che c'è la volontà di rispondere alle richieste. Tra le condizioni dettate alla presidente Bortolomiolo, la più importante riguarda la completa tutela legale. Vi chiediamo che venga esercitata da parte degli enti preposti opera di vigilanza e controllo con la costituzione da parte degli enti preposti di un ufficio legale che sia dedicato a questo scopo.
Nel frattempo, poco fa il consorzio diretto da Elvira Bortolomiol ha diffuso un comunicato nel quale sottolinea come il consorzio di tutele in tutta la sua comunicazione usi sempre correttamente il nome della denominazione, dimostrando di avere a cuore la tutela e la valorizzazione della stessa e che ha sempre avuto un ufficio di vigilanza sostenuto anche da consulenti legali esterni che lo supportano nel lavoro quotidiano di monitoraggio e contrasto all'uso contraffatto del nome della denominazione. È evidente dai toni contenuti di questa conferenza che sia ancora più necessario dialogare, perché non è fondando nuovi soggetti o scagliandosi l'uno contro l'altro che rafforzeremo la denominazione, sottolinea la Presidente Bortolomiol. Quindi siamo di fronte a uno scontro veramente frontale fra queste due anime del consorzio, di fatto, perché di questo stiamo parlando in questa precisa fase storica per il Prosecco di OCG. Ma noi voltiamo decisamente pagina e andiamo a Concio per raccontarvi di un autovelox rubato, troppe le multe, troppi i malumori, ed è successo un po' quello che è accaduto alcune settimane fa a Cadoneghe nel Padovano. Sentite. Rubata nella notte la telecamera dell'autovelox mobile installato dall'amministrazione di Casale sul Sile in via Peschiere nella frazione di Concio. Un vero e proprio furto, commenta la sindaca Stefania Golisciani, un reato che sarà perseguito. Installato per cercare di ridurre la velocità nel pericoloso tratto di strada che collega il centro cittadino con la periferia del paese, l'autovelox lì da 2 mesi ha ormai mietuto diverse vittime. Multe arrivate anche a residenti della via per aver superato di pochissimo il limite di 50 all'ora. È un autovelox che ha messo un po' anche i cittadini contro, perché sembra che i residenti desiderino mazziare chi circola rendendo la velocità, abbassando la velocità. Noi cerchiamo la sicurezza. Le multe sono arrivate. Non nego che ne è arrivata una anche a me, abito davanti, superavo di pochi chilometri. Una storia che si ripete. È ancora viva infatti la polemica dell'autovelox della Discordia di Cadoneghe. Se da un lato il rilevatore di velocità riesce a rieducare i guidatori obbligando ad una velocità contenuta, vero è che i cittadini lamentano le multe ricevute per aver superato di poco il limite consentito di velocità. È lo stesso caso di Concio, dove i cittadini chiedono all'amministrazione solo sicurezza. Se transiti lungo la via con un passeggino, le bici stesse, la prima auto ti vede, siccome la strada è stretta, la seconda ti evita all'ultimo, tant'è che sì, è pericoloso uscire qua e quindi siamo segregati in casa. E dopo le segnalazioni per un tratto di strada che invita a spingere il piede sull'acceleratore, per i cittadini l'autovelox è solo una soluzione temporanea che non risolve a monte il problema. Di risposta la sindaca di Casale, consapevole delle criticità della via, rassicura dicendo che l'installazione del rilevatore di velocità mobile è un modo per cercare di monitorare la situazione della strada. Sono in corso, infatti, fa sapere la sindaca, le valutazioni su quale possa essere la soluzione migliore, se mantenere il velox, posizionare dossi ed eventualmente rendere accessibile il tratto a pedoni e ciclisti. Al vaglio dei tecnici, infatti, questi 2 mesi dall'inizio della messa in funzione. Stiamo valutando come agire, fa sapere la sindaca. I progetti di miglioramento e messa in sicurezza del tratto stradale sono all'ordine del giorno. Ma rimaniamo sulle strade della Marca trevigiana, andiamo a Carbonera, perché oggi è stata inaugurata un'opera strategica che consentirà di eliminare le code, soprattutto nella zona che collega via Brigata Marche alla provinciale 60. Un giro simbolico a bordo del sidecar guidato dal presidente della provincia di Treviso Stefano Marconi e la sindaca di Carbonera Federica Ortolan per inaugurare la nuova rotatoria collocata nello snodo critico tra la strada provinciale 60 e via Brigata Marche. Presenti al taglio del nastro anche la vicepresidente del Veneto e assessora ai lavori pubblici e viabilità Elisa De Berti. Un'opera strategica attesa da tempo che risolve il problema viabilistico di collegamento tra il nord e il sud di Treviso, ponendo anche fine alle interminabili code delle ore di punta che hanno sempre interessato via Castello.
L'intervento ha consentito di riqualificare e mettere in sicurezza un tratto di strada considerato problematico. Sono stati 2 anni intensi tra progettazione e appunto meno di un anno per la realizzazione dei lavori, appunto per arrivare a questo primo stralcio. È una rotonda appunto che rispetta la conformazione del territorio e anche la collocazione vicino appunto una villa storica così importante come Villa Passi. L'opera, dal costo complessivo di 300.000 euro, è finanziata da Regione, Provincia e Comune, una sinergia tra istituzioni che si sono spartite l'ammontare complessivo dei lavori. Sono 147.000 euro i finanziamenti dati dalla Regione, 90.000 quelli provenienti dalla Provincia, i restanti 63.000 impiegati dal Comune. Obiettivo dell'opera quello di migliorare la rete viaria del territorio nell'ottica di tutelare la sicurezza dei guidatori, ciclisti e pedoni. Come Regione Veneto abbiamo messo oltre 100 milioni, ho perso il conto ormai di tutte le risorse che abbiamo messo noi sulla sicurezza stradale, che insieme ai contributi dei comuni e delle varie province siamo arrivati ad investimenti negli ultimi anni di oltre 200 milioni di euro sulla sicurezza stradale. La provincia di Treviso insieme alla provincia di Padova è anche tra le più attive nel partecipare ai bandi regionali e nel riuscire a catturare queste risorse. E a proposito di risorse c'è l'altro fronte, quello dell'edilizia scolastica. Facciamo il punto quando manca davvero poco all'inizio dell'anno scolastico. 100 milioni di euro sono i soldi che il PNRR investe in edilizia scolastica. Per fare due conti è la stessa cifra che la Regione del Veneto ha investito in cantieri sulle strade, finanziamenti che messi insieme ai soldi di provincia e comuni hanno già toccato quota 200 milioni. Per le scuole invece bisognerà accontentarsi. Ne parla comunque con soddisfazione il presidente della provincia Stefano Marcon, annunciando presto nuovi tagli del nastro. I fondi PNRR sono stati integrati con i fondi comunitari per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili. Vedrete qui da settembre, dall'autunno a gennaio del prossimo anno, una serie di inaugurazioni di poli scolastici piuttosto che di inizio lavori. Mi viene in mente la palestra del Beltrame, che andremo a fare la posa della prima pietra a breve, andremo ad inaugurare l'ampliamento del liceo Nightingale a Castelfranco Veneto, il Maifioli e Inaudi Scarpa a Montebelluna, insomma una serie di lavori importanti che si attendevano da tempo, ma sinora non abbiamo perso un euro. Sul fronte scuola la provincia è alla ricerca di finanziamenti per la realizzazione del progetto per la costruzione della nuova sede del liceo Scarpa. Il valore complessivo del progetto presentato è di 6.225.000 euro. Confermo la volontà da parte della provincia di far sì che a Oderzo rimanga la scuola e la testimonianza e la cessione del terreno da parte del comune alla provincia stessa e l'avvio progettuale, l'iter è in corso. Nel frattempo gli studenti saranno distribuiti tra altri plessi scolastici del comune di Oderzo e quelli di Motta. Nuovo caso di dengue a Treviso città. Si tratta di un residente del quartiere Fiera rientrato dall'estero. I casi seguiti dall'ULSS 2 salgono così a 5 ma appunto il direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi fa anche il punto, scatta la fotografia del Covid. I casi, come sapete, sono in aumento soprattutto nelle RSA. Vediamo chi si deve vaccinare. Ne abbiamo avuto anche altri, non è stata fatta pubblicità perché non aveva senso farla, perché vengono ben isolati all'interno delle case di riposo. In questo caso, case di riposo, parliamo di persone fragili, ma che comunque si sono negativizzati nel giro di pochi giorni. Il caso di Ponte di Piave con una trentina di anziani positivi al Covid non è un caso isolato nella Marca. Sono stati diversi gli episodi di contagio prontamente isolati. Il ricovero si è reso necessario solo nei casi di comorbidità. E mentre sale a 5 il numero di casi di dengue scoperti e oggi curati nel territorio dell'ULSS 2, il direttore generale Francesco Benazzi torna a parlare di SARS-CoV-2, annunciando l'apertura della campagna vaccinale insieme a quella per l'influenza con il mese di ottobre. Perché l'influenza è dirimente. Se io sono vaccinato per l'influenza, se chiaramente ho sintomi che sono uguali a febbre, un po' di disturbi respiratori, sicuramente in questo caso la diagnosi differenziale mi porta al Covid. Questo è un po' il ragionamento da fare. Nel 2022 l'ULSS di Treviso contava 1.650 ricoveri per Covid. Dall'inizio del 2023 ad oggi i ricoveri per Covid sono soltanto 114. Nel 2022 avevamo tantissime persone, soprattutto persone anziane, gli over 75 e over 80,
che erano in semi-intensiva, quindi avevano bisogno di ossigeno, o addirittura qualcuno in terapia intensiva. Oggi nessuno di queste persone ricoverate è in terapia intensiva. Quello che invece ci preoccupa, ma voglio dire si risolve, sarà l'inverno, quindi la stagione invernale, perché fare una differenziazione tra patologia legata al Covid e patologia legata all'influenza è estremamente difficile. La vaccinazione contro il Covid in arrivo con una nuova formulazione adattata alle varianti è consigliata a tutti gli operatori sanitari negli ospedali e nelle RSA, oltre a persone con patologie croniche importanti e immunodepresse. Servirà a scongiurare l'evoluzione del virus a sintomi più severi. L'altro fronte è quello dei migranti, continuano come sapete gli sbarchi, continuano gli arrivi anche in Veneto, fra l'altro nelle prossime ore altre persone sono attese a Padova, nel Padovano soprattutto. A fare il punto è Don Dante Carraro, anima storica dei Medici con l'Africa QAM, sentite. Quando ho visitato l'ospedale di Shire, uno di questi 4 ospedali, un po' più importante, quel team di 7-8 giovani medici etiopi mi guardava con 2 occhi a dirmi: Don Dante, stateci vicino, non vogliamo scappare, vogliamo dare e fare tutta la nostra parte, però aiutateci a metterci in condizione di poterlo fare. È una voce diversa che va ad aggiungersi al dibattito sull'emergenza profughi con la passione e la forza di cui è sempre stata capace. Medici con l'Africa QAM da 73 anni in Africa per portare sostegno e cura nei paesi più fragili del mondo. Una narrazione diversa è quella di Don Dante Carraro, tornato solo 2 giorni fa dal viaggio che l'ha portato insieme ad un altro medico vicentino, il dottor Vincenzo Riboni, in Etiopia, nel Tigray e poi in Sud Sudan. Su 4 ospedali dell'area, 2 sono stati bruciati e 2 funzionano al 30%. Quando capita questo, la gente scappa, cerca di trovare risposte altrove. E anche internamente, perché il grande fenomeno migratorio al 90% è intra-Africa. Il racconto di un territorio sfruttato, martoriato, ora alle prese con la delicata ricostruzione dopo una guerra interna. A partire sono gli stessi medici e sanitari che non trovano più le condizioni per operare in quei territori. Tanti giovani medici, infermieri, eccetera, che sono scappati, alcuni altri hanno provato a restare, per esempio. Allora, quelli che sono restati non hanno avuto il salario per 6 mesi. Su 6 milioni di abitanti nella regione del Tigray, 500.000 persone nell'ultimo anno si sono spostate. Oggi vivono nei campi profughi, ma non potranno restare lì a vita. Segno di un'emergenza, se davvero la possiamo chiamare così, che non finisce certamente qua. E proprio dai migranti parte l'attacco, dalla gestione dei migranti parte l'attacco dell'opposizione nei confronti del sindaco Mario Conte, presidente tra l'altro dell'ANCI. L'opposizione, soprattutto il Partito Democratico a Kasugana, attacca anche per quanto riguarda il carovita. Il sindaco ama girare attorno alle questioni e quando cerca di prenderla, diciamo, non riesce a cogliere il punto. Penso alla questione sull'accoglienza diffusa, in cui aveva promosso un protocollo di intesa che poi è stato smentito dal suo stesso partito. Penso agli aiuti che sono stati annunciati ma che ancora non vediamo arrivare alle famiglie trevigiane. Secondo l'opposizione in Consiglio Comunale il sindaco Mario Conte soffrirebbe di annuncite. Il gruppo di minoranza che ha convocato una conferenza stampa oggi a Kasugana per presentare la festa del partito in Prato Fiera dal 13 al 17 settembre ha voluto così levarsi dalle scarpe qualche sassolino, proprio mentre Luigi Calesso, Coalizione Civica, annunciava che la petizione per chiedere di annullare l'aumento dei biglietti e degli abbonamenti del trasporto pubblico raggiungeva i 1.100 firmatari. Noi vediamo che non ci sono fatti concreti in questo momento. Finché non abbiamo una pianificazione, io mi aspetto che dal prossimo Consiglio Comunale che avremo il 14 di settembre, di vedere già fin da subito delle delibere che vadano nel senso di contrastare questo che ha ben ricordato, il caro vita, il caro libri, e capire che tipi di aiuti pensa il Comune di far arrivare nelle tasche dei trevigiani.
Siamo in una fase di recessione tecnica, chiosa Zabai, servono misure concrete. La proposta del PD, a partire dal salario minimo utile ad aumentare il potere d'acquisto delle famiglie, saranno tra i temi in discussione proprio nelle giornate della festa democratica. A livello regionale c'è anche quella di mettere mano alle aliquote per i redditi più alti. Voi sapete che la Regione ha la possibilità di mobilitare delle risorse aumentando certi tipi di aliquota di tassazione che permetterebbe di dare un sostegno fortissimo a tutto il capitolo del sociale in Veneto. Ecco, allora io credo che non debbano essere lasciati solo i sindaci di centrosinistra a chiedere questa cosa, ma il sindaco Conte dovrebbe aggiungersi. Dopodiché bisogna che prenda in mano il bilancio. Per noi è importante l'idea di sostenere qualsiasi iniziativa sociale. Politica trevigiana che resta però in lutto per la morte di un militante storico della Lega, Michele Montagnier. Ieri sera ho preso la notizia, ci siamo subito iscritti tra le varie chat dei gruppi militanti e sostenitori della città di Treviso e siamo veramente dispiaciuti. La notizia ci ha lasciato senza parole, scioccati e non so ancora cosa dire sinceramente, ecco, di quanto è avvenuto. Aveva solo 47 anni Michele Montagnier, tante idee e tanto entusiasmo, per nulla scalfiti dalla malattia, il Parkinson con cui conviveva da 10 anni. Lavorava alla segreteria dell'ingegneria clinica al Cafoncello, prima ancora era stato operatore all'ISRA e in geriatria, ma è la passione politica il filo rouge di un'intera esistenza. Da oltre 15 anni militava in Lega. Di un amico sincero parla il segretario provinciale del Carroccio, Dimitri Coin, suo testimone di nozze, mentre il sindaco Mario Conte lo ha ricordato sui social, un grande uomo che ha affrontato gli appuntamenti, gli impegni e le avversità della vita con entusiasmo, coraggio, dignità, ci mancherà. È morto in casa per un infarto e a ritrovarlo è stata la moglie Viviana. Con Michele avevamo un rapporto, penso tutti quanti, di sentirlo molto spesso e i contatti venivano in modo molto frequente e assiduo e c'erano sempre momenti con lui di confronto, nonostante anche, come è noto, la sua malattia, però l'abbiamo sempre visto combattere, quindi questa notizia ci ha lasciato sempre di più spiazzati. Le sezioni trevigiane del Carroccio si stanno preparando per l'ultimo saluto fissato nella chiesa parrocchiale di Camalò martedì prossimo alle 15:30, ma si potrà rendere omaggio a Montagnier nella casa funeraria di Treviso anche lunedì dalle 12:30 alle 18 e nello stesso giorno di martedì dalle 8:30. In modo particolare penso che anche il nostro segretario provinciale Dimitri Coin, che è testimone di nozze insomma della coppia, sia in questo momento qui molto vicino alla moglie e tutti noi insomma ci stringiamo e l'abbracciamo in modo particolare forte. Un altro lutto ha colpito in queste ore la Lega, è morto infatti Giorgio Bedeschi, primo sindaco leghista dell'Emilia Romagna. Perdo un amico, ricorda Giancarlo Gentilini. È una giornata piena di dolore perché è morto l'ex sindaco di Viano, Giorgio Bedeschi, grande amico, grande uomo, ma grande leghista perché era il sindaco unico nell'Emilia Romagna. Un simbolo della Lega, di più un amico personale che se n'è andato a 74 anni. Sfoglia l'album dei ricordi Giancarlo Gentilini a poche ore dalla morte di Giorgio Bedeschi, sindaco di Viano. È stato molto vicino a me, l'ho conosciuto nel 2009 e mi ha detto: ho seguito i tuoi passi e io sono diventato un gentiliniano. Da amministratori locali i due sviluppano dei progetti insieme su enogastronomia e territorio, ma il giorno più bello è un altro. Io e Maria dovevamo sposarci e allora si discuteva chi ci sposerà, dove andremo a sposarci, eccetera. E Maria un giorno disse: scusa Giancarlo, perché non chiediamo a Giorgio Bedeschi se mi sposa lui? E lui ha preso la palla al balzo. Di lì la festa che coinvolse mezzo paese con una sorpresa. Alla mattina dietro apriamo le finestre e sai chi vediamo? Vediamo gli alpini dell'ANA di Vittorio Veneto con i muli, i quali erano venuti a una festa alpina. Per Genti una giornata memorabile e un ricordo indelebile dell'amico. Ha lasciato il segno dove è passato, hai capito?
chi non lascia eredità di affetti, poca gioia nell'urna. E lui ha distribuito a grandi mani l'amore, l'affetto, l'onestà per i propri cittadini e per la propria città. Inizierà domani mattina dalle 10 al Tempietto di Pianezze la festa dell'Avis provinciale di Treviso, un appuntamento fisso per tanti donatori della Marca, una delle province più attive in Veneto e in Italia. E oggi a Padernello c'è stata la prima donazione con protagonisti atleti decisamente in forma. C'è più timore in questo momento o quando si deve calciare per arrivare a meta? Oddio, no dai, calciare per andare in meta. E in fondo anche donare sangue come andare in meta, almeno per il rugby paese che ha risposto alla proposta dell'Avis Trevigiano. Allo stesso periodo dello scorso anno lamentavamo un calo delle donazioni del 2,6%, a oggi, ironia della sorte, diciamo ci riscontriamo praticamente un aumento proprio del 2,6%, quindi stiamo ritornando ai livelli di pre-pandemia. L'obiettivo dell'Avis è avvicinare sempre più i giovani alla donazione. Mediamente la fascia più presente è quella dai 35 ai 40 anni, però ultimamente con queste iniziative e con questa in particolare che vede coinvolti praticamente i giovani del rugby paese, puntiamo appunto a portare l'ago della bilancia più verso la prima fascia di età 18-25, che per noi è importantissima. Volevamo fare un qualcosa di forte per sensibilizzare tutta la società e i nostri ragazzi al tema della donazione del sangue. L'abbiamo fatto volentieri e vedo che i ragazzi hanno aderito con molto piacere, quindi riteniamo sia importante donare e vogliamo farlo qui nel nostro territorio. Possiamo dire che donare il sangue tutti insieme è come fare mischia e arrivare in meta? Ma sicuramente c'è un'affinità fra lo sport e la donazione del sangue. Il rugby in particolare spiega certi valori e sono quelli dello stare assieme, di aiutarsi uno con l'altro, e donare sangue è molto vicino a questi valori sicuramente. E a proposito di sport, prima giornata di gare e prima vittoria per l'Italia della scherma paralimpica nella prova di Coppa del Mondo di Busan. Siamo in Corea del Sud, un sabato super per il team azzurro condito da ben 4 medaglie. A salire sul gradino più alto del podio è ancora una volta Bebe Vio, la moglianese Bebe Vio, che vince la gara di fioretto femminile e conquista il 4º successo in altrettante tappe del circuito iridato, questo dal ritorno dopo l'infortunio. Per noi adesso la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Montebelluna, dove è già un grande successo il Palio edizione 2023. Stando alle stime si parla di un evento che alla fine supererà le 20.000 presenze. Oggi l'anteprima con la selezione degli equipaggi maschili e la finale femminile. Domani il gran finale, la grande sfida in diretta su Antena 3. Quanta gente di media ci sarà stata in questi giorni? Allora abbiamo avuto 7-8.000 persone a sera. In queste ultime sere, le prime sere un pochino meno perché era fresco, il tempo non era proprio eccezionale, però si parla già, sommando ogni sera, attorno alle 15.000 persone, e il bello deve arrivare ancora. E il bello arriverà domani con la finale della corsa dei carri dal centro a Mercato Vecchio. È l'energia e la forza di un Palio che anno dopo anno sta crescendo a Montebelluna, oltre una settimana di eventi, di aggregazione per tutte le età, guardando soprattutto i giovani che hanno risposto in massa, come raccontano questi video di ieri e dell'altra sera. Oggi invece toccava al mercato storico fatto dalle contrade in gara. La prima trippa che avete venduto oggi, a che ora? 9:30, dai, più o meno, non è male. Dai. E i bogui? I bogui sono già finiti da un pezzo. La gente è arrivata presto, 8:30 la piazza era abbastanza piena, speriamo che il pomeriggio... Ma hanno comprato? Sì, diciamo che è andata bene rispetto agli altri anni, speriamo che il pomeriggio sia molto più sfatiamo questa cosa che a Montebelluna tutti il braccino corto. No, c'è gente che spende, bisogna vedere dove va a spendere però. Oltre ai figuranti, ogni contrada ha anche il gruppo supporto atleti. È importante essere di supporto ai ragazzi che ce la mettono tutta e anche alle ragazze, quindi auguro il meglio a tutti quanti. Anche agli altri? Allora, in principale ovviamente al Biadene, poi anche tutti gli altri perché... Insomma, fanno tutti la stessa fatica. Palio maschile che si disputerà domenica pomeriggio, mentre sabato finale del palio femminile con atleti e atlete al massimo della preparazione. Abbiamo cominciato da marzo molto bene, le ragazze erano super cariche, abbiamo un titolo da difendere e faremo del nostro meglio sicuramente.
la squadra è cambiata, ma la grinta c'è e lo spirito di iniziativa anche. Possiamo dire che prepararsi a, come dire, il correre il palio fa bene anche alla linea? Beh, sicuramente, sicuramente. Competizione tra contrade, ma anche tra sessi della stessa contrada. La contrada di Busta, per esempio, l'anno scorso ha vinto il palio donne, i maschietti non hanno fatto altrettanto bene e si sono presi qualche sberleffo. Appuntamento con il gran finale di domani pomeriggio. Venire presto per trovare posteggio per l'auto, perché insomma non è facile. Se invece non avete tempo o non avete voglia o abitate lontani su Antenna 3 c'è la diretta che inizierà alle 13:30 con una trasmissione di avvicinamento al palio e dalle 16 poi la diretta che ci accompagnerà. Che per noi, va detto, resta sempre la soluzione migliore. Nel frattempo, nel pomeriggio, sono arrivati i primi risultati delle competizioni tra contrade. Il Palio di Montebelluna per la categoria femminile nella sua quarta edizione se lo aggiudica la contrada di Posmon il Pozzo, che lo strappa a quella di Busta il Postale, che l'aveva vinto nelle due ultime edizioni, tra l'altro segnando il nuovo record di percorrenza della salita dal centro a Mercato Vecchio. Oggi, lo avete sentito anche nel servizio di Zanato, era anche il momento delle qualifiche per le squadre maschili di questa 33esima edizione, con la contrada il centro La Pieve che, arrivando prima, partirà domani per ultima. Per gli esperti è un segnale dell'ottima preparazione di questo gruppo, che tra l'altro ha vinto le ultime 5 edizioni. Appuntamento quindi domani in diretta su Antenna 3. E si è tenuta questa mattina a Ponzano la presentazione di un altro palio, quello per l'appunto di Ponzano, che si terrà il prossimo fine settimana. La presenza del sindaco Antonello Baseggio, il presidente del palio Walter Lucchetta, ha illustrato prove e contrade. 6 squadre che si contenderanno il primato di velocità nell'ormai storico circuito che parte e arriva davanti alla chiesa parrocchiale. Sabato, come di consueto, torna il palio dei più piccoli e la punzonatura delle squadre e la gara di tiro alla fune. Domenica, dopo la sfilata storica, la competizione a squadre che tireranno e spingeranno lo stesso carro, sfidandosi sui tempi di percorrenza del circuito denominato Giro della Marchesa. Domani, tra l'altro, su Antenna 3 c'è un altro nuovo appuntamento. Alle 10 la Santa Messa dal santuario di Motta di Livenza, e così ogni domenica. Un appuntamento con la fede in uno dei luoghi simbolo della religiosità e spiritualità del Veneto e della Marca in particolare. Da domani e per ogni domenica alle 10 in punto, Antenna 3 trasmetterà in diretta la messa dal santuario della Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza, un luogo dello spirito che apre così le sue porte al pubblico della nostra emittente. Correva l'anno 1510, il 9 di marzo, quando la Madonna apparve a Giovanni Cigana, un anziano contadino che da 20 anni recitava ogni giorno il Santo Rosario ed era solito sostare in preghiera davanti a un semplice capitello della Beata Vergine, tuttora esistente al lato sinistro esterno della basilica. Così l'uomo fece anche quel mattino del 9 marzo di oltre mezzo secolo fa. Qui l'apparizione mariana con la Madonna che affidò al contadino mottense un messaggio di penitenza e il desiderio che fosse costruita una chiesa, che fu poi eretta effettivamente in tempi record e divenne presto meta di pellegrinaggi ancora oggi continui. È dall'aprile del 1510 che in questi luoghi suggestivi e intrisi di fede prestano ininterrottamente il loro servizio i frati minori francescani, oltre 500 anni di abnegazione e preghiera. Da domani, domenica 3 settembre, la suggestione e la fede di questo luogo sacro saranno ancora più patrimonio di tutti. Appuntamento alle 10 quindi per la Santa Messa su Antenna 3. E adesso andiamo a Belluno. La cronaca in primo piano con l'incidente che si è registrato in Alto Adige, dove ha perso la vita un motociclista, un uomo ampezzano, Marco Lacedelli, 68 anni. Stava percorrendo la strada verso il passo della Mendola all'altezza di Castel Masaccio, all'altezza del Sesto Tornante. Il fatale scontro con un ciclista tedesco che attualmente versa in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano. L'incidente è avvenuto intorno alle 12:30. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ciclista
motociclista stava scendendo dal passo mentre il motociclista salendo ha allargato la traiettoria, una manovra che è risultata fatale per il Centauro. Sul posto sono intervenuti gli soccorso Pelican 1 con il medico d'urgenza, la Croce Bianca, i vigili del fuoco e i carabinieri. La notizia si è diffusa poi nel tardo pomeriggio nella Conca da un pezzo. Tra l'altro ieri un altro incidente mortale, ieri sera ve ne abbiamo dato conto praticamente in presa diretta in Alpago, dove ha perso la vita lungo la strada che costeggia il lago di Santa Croce un uomo di 65 anni di Venezia, Massimo Rosa, veneziano appunto di dorso duro. L'uomo si è schiantato contro le barriere del guardrail all'altezza di una semicurva poco dopo il capitello dedicato a Sant'Antonio. Una frenata lunga 5 forse 6 metri, dopo un sorpasso una velocità che i due motociclisti che hanno assistito alla tragedia hanno giudicato di crociera. L'incidente è accaduto per l'appunto ieri. I primi a chiamare i soccorsi sono stati due motociclisti che Rosa aveva appena superato in sella la sua Suzuki 1000. Ai sanitari del SUEM non è rimasto altro che constatare il decesso dell'uomo. E andiamo adesso a Lamon, dove c'è un'allerta, si parla di un avvistamento, l'avvistamento di un orso, una segnalazione che viene ritenuta attendibile. Lo stesso sindaco di Lamon si è rivolto alla popolazione, serve cautela, dice. Un'orma stilizzata è il segnale di pericolo. Con questa immagine il comune di Lamon ha scelto di comunicare ai propri cittadini l'avvistamento di un orso nella zona di Laei, nell'area del Monte Coppolo. La notizia è stata confermata dai carabinieri forestali, cui un escursionista si è rivolto dopo aver intercettato il plantigrado. Non un incontro vis-à-vis, spiegano i carabinieri forestali, tanto che il segnalante non è stato in grado di riferire dettagli, ad esempio, circa l'età dell'orso. Ma per gli accertamenti che abbiamo svolto riteniamo che l'avvistamento sia attendibile, dicono i militari. È verosimile che l'orso possa avere sconfinato dal vicino Trentino. Le circostanze ci inducono a pensare che sia verosimile, afferma il tenente colonnello Riccardo Corbini, comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Belluno. L'area in cui c'è stato l'avvistamento viene ritenuta idonea alla presenza, sia pur temporanea, del plantigrado. Le verifiche in corso sono svolte anche in collaborazione con il personale dei parchi e dei servizi trentini per individuare ed eventualmente identificare l'orso. Dell'attività è stata informata la Polizia Provinciale. Il sindaco di Lamon, Loris Maccagnan, raccomanda la dovuta cautela pur con la consapevolezza che l'orso potrebbe avere già fatto rientro nel suo territorio. Tiene ancora banco l'eco della mozione in difesa della sanità bellunese che mercoledì ha spaccato la maggioranza del sindaco di Belluno De Pellegrin. Oggi sulla vicenda interviene Lorenzo Bortoluzzi, capogruppo della lista civica Belluno al Centro, che ha conquistato il maggior numero di seggi in Consiglio Comunale. La sanità non ha colore politico, ribadisce Bortoluzzi. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Noi abbiamo visto da parte del dottor Dalben un processo in questi mesi di miglioramento. Nessuna frizione all'interno della maggioranza rispetto della normale dialettica su un argomento sul quale però i distinguo politico non possono frapporsi al comune sentire dell'intera comunità bellunese. È chiaro il messaggio di Belluno al Centro, la civica di maggiore peso nell'emiciclo di Palazzo Rosso, quella che poco più di un anno fa portò alla vittoria Oscar De Pellegrin. La sanità non ha colore politico, afferma il capogruppo Lorenzo Bortoluzzi, che spiega come la mozione, approvata mercoledì da quasi tutti i consiglieri d'opposizione, da Belluno al Centro e dalla consigliera di Noi con Oscar, Sandra Mella, vuole essere un faro acceso su uno dei temi più importanti per il nostro territorio. È una mozione dove non ci sono critiche verso la regione o verso persone in particolare, ma è piuttosto uno stimolo a proseguire lungo il cammino di risanamento delle problematiche esistenti e che riguardano la sanità e che quindi riguardano tutti i cittadini bellunesi. Non ci sarebbero state scazzottate metaforiche con i rappresentanti di Fratelli d'Italia e della Lega che hanno scelto di non partecipare al voto, gli ultimi uscendo dall'aula. Riteniamo che quello che è successo in Consiglio Comunale nell'ultima seduta possa avere delle ripercussioni per quanto riguarda il governo della città da qua ai prossimi 4 anni. Noi siamo molto in sintonia con i nostri alleati e i nostri alleati sono molto in sintonia
con noi per quanto riguarda il governo della città. L'unico rammarico semmai riguarda gli attacchi delle ultime settimane indirizzati al sindaco. Li riteniamo immotivati perché appunto questa mozione è stata frutto di un lavoro di tante persone, di Belluno al centro, della minoranza, della Lega, di Fratelli d'Italia, e quindi è una mozione che al proprio interno ha portato il contributo di tutti e per questo è una mozione che riteniamo importante e utile anche in futuro. E a proposito di sanità, 17 nuovi incarichi dirigenziali di direzione di struttura semplice di altissima professionalità sono stati conferiti con delibera dal commissario dell'ULSS 1 Giuseppe D'Albena, da altrettanti medici interni che vanno a coprire le figure vacanti all'interno dell'azienda sanitaria bellunese. L'assegnazione degli incarichi è stata preceduta da un accordo con le organizzazioni sindacali dei dirigenti dell'area sanitaria. Nelle prossime settimane si concluderanno le procedure per la copertura di altri 20 posti vacanti. L'accordo sindacale del mese di luglio ha disciplinato le modalità di destinazione e di utilizzo delle risorse residue del fondo per la retribuzione degli incarichi per un totale di circa 7 milioni di euro. Andiamo adesso a Feltre, parliamo di edilizia scolastica, via libera ai lavori di costruzione della nuova palestra del Vittorino da Feltre che avrà valenza comprensoriale. Il polo primario delle scuole feltrine presto potrà contare su una nuova e moderna palestra. La Giunta Fusaro ha dato il via libera ai lavori di demolizione e ricostruzione dello stabile, dichiarato inidoneo un paio d'anni fa in seguito ad indagini strutturali. Dopo i lavori che hanno interessato l'edificio scolastico è tempo di pensare a una palestra che è stata immaginata come spazio di gioco e di movimento anche a vantaggio della cittadinanza. La nuova struttura riprende il sedime di quella vecchia. Abbiamo cercato di ampliarla il più possibile per dare maggiore comfort, maggiore spazio a disposizione, limitatamente al posto dove è incastrata tra le case vicine e l'edificio scolastico Vittorino da Feltre. Abbiamo fatto il meglio possibile e secondo noi il risultato è buono. Rispetto al finanziamento del PNRR pari a poco più di 800.000 euro, il Comune di Feltre ha investito risorse nuove portando la cifra dell'intervento di poco sopra al 1.200.000 euro. Va un po' a completare il plesso del Vittorino su cui già investimenti sono stati fatti in passato. Il nuovo sistema scolastico ha composto l'edificio, la palestra e anche il parco della rimembranza antistante che andremo a completare fra poco. L'amministrazione comunale prevede di riconsegnare la nuova palestra alla città entro i prossimi 2 anni. Lo spazio in pieno centro cittadino, una volta pronto, sarà disponibile anche per le attività delle associazioni. Questa struttura offre un'importante valvola di sfogo anche a tutte quelle associazioni. In modo particolare il riferimento potrebbe essere ricondotto alle attività a corpo libero che sono alla continua ricerca di strutture per poter per l'appunto svolgere al meglio le attività richieste. Non ho altri aggiornamenti di cronaca né da Belluno né da Treviso. Vi ricordo però il doppio appuntamento di domani su Antenna 3. Partiamo alle 10 con la Santa Messa in diretta dalla Basilica del Santuario della Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza. Domani mattina alle 10 e poi ogni domenica alle 10 sarà un appuntamento fisso. Mentre domani nel primo pomeriggio, subito dopo la prima edizione che come sapete inizia alle 12 con tutti gli appuntamenti e con tutti gli aggiornamenti di cronaca, il Palio di Montebelluna alle 13:30, la trasmissione Quelli che il Palio e poi un lungo pomeriggio, lo vedete, di sfide, di emozioni e di tanto altro, quindi l'appuntamento su Antenna 3, la sfida delle 11 contrade. Grazie davvero per l'attenzione, è tutto, vi lascio al meteo, buon proseguimento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Con la presenza dell'anticiclone l'atmosfera è stabile, pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il dettaglio di domenica 3 settembre.
Sul Veneto tanto sole, cielo che si presenterà in gran parte sereno o solo occasionalmente poco nuvoloso. Non sono previste piogge. Il clima sarà gradevole con temperature minime sui 13-20 gradi, massime comprese tra 27 e 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata soleggiata con cielo limpido, sgombro da nubi, velato sui rilievi. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche in questo caso prevarrà il sole, lo vediamo dalla grafica, salvo la presenza di nubi basse mattutine. Temperature minime intorno ai 14-18 gradi, massime sui 31-33 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.